Sì, è è un grande onore ospitare questa manifestazione che mette al centro i valori dello sport olimpico e paraolimpico, sport come soluzione a tanti problemi della nostra vita. Io credo che attraverso lo sport potremmo risolvere davvero tanti casi sociali, tanti casi di emarginazioni, tanti casi di inclusione, e sono convinto che attraverso lo sport si potrebbe raggiungere anche una cosa che in questo momento desideriamo tutti tanto, che è la pace. E quindi per noi celebrare lo sport, celebrare queste società che mettono al centro le persone, il volontariato, il sacrificio, l'impegno, significa dare una possibilità alla nostra comunità di imparare qualcosa di bello. Con lo sport è la soluzione, ma spesso si fa un po' fatica, no, a trovare le risorse, diciamo. Perché troppe volte, soprattutto la politica, considera lo sport come un costo, invece dobbiamo vederlo come un investimento per il futuro. Io sarei addirittura per l'obbligatorietà dello sport, nel senso che più piccoli sono i bambini e più li incentiviamo a fare sport, significa che diventeranno certamente dei cittadini migliori, più abituati al confronto, più abituati alle sconfitte, alle cadute, impareranno anche a rialzarsi e si daranno degli obiettivi, che è quello di vincere la partita, di vincere la gara o comunque di giocare bene nella squadra in cui appartengono. Lo sport è una scuola di vita e troppe volte invece cerchiamo scorciatoie. Lo sport non ti consente scorciatoie, ti obbliga a far fatica a conquistare la vittoria, la meta, gli obiettivi che ti poni, e quindi io sono convinto che lo sport sia soluzione davvero a tante cose.